Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ti pagherei 1.000.000 anche più, anche l'ultima Marlboro darei. Oh, perché tu sei oro, 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 un diamante per un sì, oro, 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 per averti. Buongiorno Alessandra, ti la linea. Grazie Natalia, soldi soldi dice la nostra sigla e oro oro canta Mango qui a Radio Libertà, un oro che dopo i record ora insieme all'argento è in caduta libera. Occasione o allarme per noi pop consumatori? E allora è martedì 3 febbraio oggi, ben ritrovate cari amiche e amici di Radio Libertà, io sono sempre Alessandra Mori e questa è Pop Economia Rumore. E quanto rumore in questi giorni. Tiene banco la questione sicurezza, si va verso il decreto tra aperture, freno e frizione a sinistra. Dopo lo avrete visto tutti i fatti di Torino, presa d'assalto da 1500 violenti, responsabili della guerriglia urbana sabato sera al corteo Pror Askatasuna. E tutti, credo proprio tutti noi, abbiamo negli occhi le immagini shock del poliziotto pestato a volto coperto, Alessandro Calista di 29 anni. E il tutto mentre l'auto piemontese, parliamo di Torino, affronta la crisi europea e Stellantis propone all'indotto l'Algeria. E mentre regna il disordine geopolitico, lo sappiamo, lo vediamo tutti martedì, chi riappare? Riappare Mario Draghi che in Belgio, ricevendo ieri la laurea honoris causa, dà la sveglia all'Europa e dice l'ordine globale è finito. E allora vediamo, cerchiamo di vedere tutto sulla Pop Economia naturalmente con Nino Sunzeri, giornalista economico della Verità e Panorama, ed è un piacere ritrovarlo qui in voce su Radio Libertà. Caro Nino, sei in linea? Sì, ciao Alessandra, mi senti? Ti sento benissimo, ti sentiamo perfettamente. Allora, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e sono a tua disposizione per qualunque cosa ti possa. Eccoci caro Nino, e allora rispondere. tu dici sei a disposizione, io ti ho tante cose da chiederti, ma la prima su tutte, ne abbiamo parlato in questi giorni passati anche con Buddy Fox, esperto di borsa e mercati. Buddy, tu lo conosci benissimo, sul fatto dell'oro, l'oro che è salito esponenzialmente in questo periodo e quindi anche per i consumatori, no? È stata un'avventura di nuovo questa risalita dell'oro, per chi possiede dell'oro, chi è andato lì a venderlo, per chi anche ha i lingotti. Ma che cosa sta succedendo, Nino? Facci capire questo meccanismo che apparentemente sembra un po' discordante da quel che abbiamo detto nei giorni scorsi. Di che si tratta? Correzione o fine del rally, come riporta oggi il Sole 24 Ore, per oro e argento, insieme perché c'è anche l'argento, prosegue la caduta, ma non questo succede a New York. Perché? Ma guarda, questi sono movimenti di mercato che, come dire, segmentarli uno alla volta non sempre ci consente di avere una visione d'insieme. E comunque quello che è successo è che c'è stata questa caduta del dollaro anche dovuta a quello che è successo alla Fed Giorni gli attacchi fa, sì. di Trump, gli attacchi di Trump a Powell e questo ha fortemente indebolito il dollaro e tutto quello
che veniva denominato in dollari, quindi a cominciare dai T-bond decennali. E questo ha portato giù, e quindi, come dire, la liquidità nel sistema, che è enorme, anche perché le banche centrali hanno continuato con questi tassi che continuano a scendere, stanno inondando il sistema di giganteschi flussi di liquidità, che sono andati a cercare nuove forme di investimento. Le borse sono molto tirate e quindi una strada alternativa, anche se poi il mercato dell'oro e dell'argento sono mercati abbastanza piccoli e quindi è anche facile muoverli sia in un senso sia in un altro. A questo aggiungi, e concludo, come dire, che questo tipo di investimento è diventato molto popolare, cioè attraverso molto popolare, esattamente, molto pop. Ecco, devono aver paura i consumatori, dobbiamo aver paura noi risparmiatori, che magari abbiamo accumulato negli anni un po' d'oro e che ora ci sembrava di avere un tesoro, un tesoretto. Dobbiamo aver paura di tutto questo, Nino, di questo meccanismo che sembra apparentemente impazzito. Sì, ma comunque guarda, questi qui sono movimenti di mercato, ma poi se tu vuoi andare a vendere la collanina che ti hanno regalato per la cresima o per il battesimo o la spilla. O per il matrimonio, insomma la spilla, diciamo che ci spilla tutti, che succede? Sì, il prezzo, ma le variazioni saranno abbastanza limitate sul breve periodo, cioè sulla prospettiva. Io mi sono tirato giù un po' di numeri. Nel 76 l'oro quotava $140 l'oncia, nel 2016 era arrivato a 1100 e adesso è arrivato a 5-6. Quindi questo cosa voglio dirti? Che i movimenti ci sono, ma sono movimenti di lunghissimo periodo e che quindi vengono influenzati poco. Cioè, se tu appunto vuoi andare a vendere la spillina o la catenina, questi movimenti di questi giorni incidono poco. Ecco Nino, perché a New York no? E così titola anche in un pezzo che mi sono letta molto attentamente oggi sul Sole 24 Ore. Cioè, una domandina è questa, semplice, cosa c'entra Donald Trump e i movimenti politici, geopolitici ed economici degli USA anche in questo prima rialzo e poi caduta dell'oro? C'entra qualcosa? Beh sì, c'entra, ti dico, il fatto che poi i mercati erano preoccupati e soprattutto appunto ovviamente New York erano preoccupati per questa lite assolutamente inedita che c'era tra il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente della Fed. Non sempre i rapporti tra questi due mondi sono stati pacifici, ma mai erano arrivati a questi livelli di scontro. Uno scontro provocato da Donald Trump, che voleva assolutamente destituire, detronizzare Powell, no? È andata così, no? Sì, tra l'altro tieni conto che l'aveva nominato lui, quindi non è, quindi insomma, come dire, c'è un po' di confusione al riguardo. Powell l'aveva nominato lui, era rimasto in carica con Biden, e adesso è tornato Trump e lo ha messo fuori gioco. Questo non è un bellissimo viatico per il nuovo presidente, perché vedi mai che Trump cambia idea e quindi adesso è nel cuore
del presidente Trump, ma domani, se non fa quello che lui desidera, potrebbe essere Tu pensi messo. che lo farà ciò che desidera Trump? Ma, Perché con Buggy Fox avevamo analizzato questo diciamo psicodramma che si consumava, e però avevamo visto, almeno Buggy ci vedeva una strategia poi in fondo, questo scontro così netto verso Powell. Tu come la vedi? Sì, ma è chiaro che tutto quello che fa Trump obbedisce a una strategia precisa, cioè a noi sembra, cioè, come diceva giustamente qualcuno, bisogna sempre stare ad ascoltarlo, anche se poi senza, come dire, prendere spunto volta per volta. Per volta tutto quello che dice. Sì, insomma, cioè, prendere, ma lui ha questa abitudine proprio veramente da grande mercante, nel senso che prima spara, ma si è visto sulla Groenlandia, si è visto sui dati, si vede sempre, cioè prima alza la posta facendo richieste, cioè come se ti è mai capitato di andare in qualche bazar, vai dal market qui, insomma, che strada, tu vai lì, chiedi e quello ti spara una cifra incredibile. Dopodiché e poi cade giù. Esatto, e poi comincia la trattativa e alla fine da libero mercante, insomma, Nino, da libero sì, mercante direi. Da libero per citare un grande titolo. Nino, Mario Draghi, lo dicevo in apertura, è riapparso ieri, e Draghi riappare sempre nei momenti di grande crisi, di grandi cadute, di grandi frane. Ieri dal Belgio direi più che ammonito, ha schiaffeggiato l'Europa. Non è la prima volta che lo fa, gli ha dato la sveglia. Insomma, l'Europa è morta, così non ha più senso di esistere. In sostanza, la faccio semplice, quel che dice Draghi. Se vuole sopravvivere e vivere anche, deve federarsi, quindi il problema è un problema politico oltre che economico. Economicamente parlando, il problema qual è dell'Europa? Ce ne sono tanti, li abbiamo visti tante volte anche con te. Diciamone uno, il più forte, il più grave. Ma Alessandro, il discorso è semplicissimo, cioè tra Oklahoma e Arizona non c'è nessuna differenza, quindi uno fa anche fatica a individuare. Io personalmente non saprei nemmeno indicarli sulla carta geografica. L'Europa è fatta da 27 paesi che parlano una lingua, tanto sono fatti la guerra fra di loro per 1 migliaio di anni, parlano lingue diverse, hanno sistemi, e questa è la cosa fondamentale, hanno sistemi fiscali diversi, hanno mercati diversi, cioè che l'Europa stia in piedi. È chiaro che se non ci fosse stato l'euro, l'Europa si sarebbe ampiamente disintegrata. Il collante è l'euro, perché nessuno ha il coraggio, fortunatamente, a parte la propaganda che c'è stata un po' di anni fa, ma poi in realtà non è successo niente, cioè è uscita dalla UE, è uscita solo la Gran Bretagna e forse se ne sta anche un po' pentendo, ma non è uscito più nessuno dalla UE a 27. Figurati se esce qualcuno dall'euro, perché sarebbe non un disastro per l'Europa, sarebbe un disastro per l'economia mondiale, perché significherebbe che io, te e i nostri ascoltatori improvvisamente perderemmo fiducia nella carta moneta, perché se da un giorno all'altro ci può sparire o diventare un'altra cosa, è chiaro che appunto è lì allora ti vai a rifugiare, ti vai a comprare oro e argento, perché sai che da lì non può succedere mai niente. Quello che fa Draghi è richiamare l'attenzione su questi fatti. Ormai lui si è assunto
questa questa funzione responsabilità, questo ruolo, diciamo. Come? Questo ruolo, diciamo, si è assunto, Questo ruolo, questo sì, ruolo, di oracolo. si è autoassunto sì. questo ruolo dell'oracolo non di Delfi, Nino, ma dell'oracolo da Bruxelles. Che futuro vedi tu per Mario Draghi? In una battuta siamo in chiusura, dimmi la verità, tanto per citare il giornale dove tu scrivi. L'età non gioca a suo favore. Quindi Ah, no? comunque, insomma, mi pare che abbia, cioè, adesso diciamo che l'unico posto a cui potrebbe legittimamente aspirare a questo punto è quello di presidente della commissione, però per o la von der Leyen va incontro a una crisi istituzionale per cui è costretta a dimettersi, se no mi pare che lei abbia davanti ancora 3 o 4 anni di mandato. L'amatissima von der Leyen, caro Nino, l'amatissima von der Leyen, sì, lo dico sì, con ironia, che Leyen, è riuscita insieme ai suoi compagni a bocciare il Mercosur, no? Insomma, però poi in cambio della PAC, diciamo che ci sono state molte contraddizioni in questo senso, come la vedi? Siamo proprio in chiusura, sì, Nino, sì. in sintesi al Sì, massimo, no, mezzo sono tante minuto contraddizioni, però non al punto da costringerla ad andare via. E quindi se lei non va via, sta via ancora, adesso mi ricordo sono 3 o 4 anni, non puoi andarci a mettere Draghi che a quel punto lì sfiora gli 80 anni. Poi il Presidente della Commissione è uno che deve, cioè non è una carica onorifica, appunto, è uno che deve stare lì più o meno a lavorare, quindi non ci puoi mettere, cioè, credo che ormai la funzione di Draghi sia solo questa di oracolo. Vedremo, Nino, l'oracolo di Delfi o l'oracolo da Bruxelles. Grazie Nino Sunseri per averci dato il tuo contributo e soprattutto per averci detto la verità economicamente parlando. Io ti aspetto, quando vuoi, presto, sempre, è un piacere, lo sai. Ti ringrazio gli ascoltatori e della pazienza. Nessuna pazienza. Mi ha sentito. Nessuna pazienza. Sì. Grazie Nino. Un abbraccio. Un abbraccio a te e a presto. Auguri per la tua trasmissione. E allora un piccolo stacco musicale prima che arrivi il segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici, perché parliamo di Torino, parliamo di Stellantis, parliamo di lavoro. L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Viva l'Italia, l'Italia che resiste, l'Italia che lavora. E allora do il ben ritrovato al segretario nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera e lo ringrazio sempre per esserci. Ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito. E allora è sempre un piacere sentirla, perché io ho cominciato in apertura, segretario Spera, a parlare dei fatti di Torino, a ricordare lì, affronteremo tra poco col deputato della Lega Nicola Ottaviani, parleremo di giustizia, non perdete rumore, alle 16:30, e guarda caso Torino, Piemonte, che è stata la luce, no, della ex Fiat, quante volte l'abbiamo detto con lei, città industriale per eccellenza, un tempo casa di lavoro. Vediamo un po' come va Stellantis, che sembra rivolgersi, anzi togliamoci il sembra, in Algeria, perché io leggo qui falsa partenza per Stellantis, per la 500 ibrida, e Stellantis si propone all'indotto il piano Algeria, ma i sindacati e gli operai sono in presidio fuori dalla sede.
anche delle unioni industriali, dove appunto Stellantis sta facendo molti incontri proprio con le industrie per esporre questo piano che darebbe un gran risparmio all'azienda e all'Italia tutta. Ci spiega che cosa sta succedendo, segretario? Ma intanto ieri è stato fatto questo incontro con i vari fornitori a Torino in Confindustria, era un incontro che era stato già programmato da un po' di tempo e naturalmente stanno cercando di capire probabilmente se ci sono delle disponibilità di portare qualche azienda che produce componentistica vicino a questi nuovi impianti che loro stanno facendo fuori dall'Italia. Anche perché il 14 febbraio ci sarà un'altra manifestazione unitaria a Torino, sempre in merito al discorso dell'automotive, quindi sono tutti quanti scenari da capire e da vedere soprattutto quando presenteranno il piano ufficiale a maggio negli Stati Uniti. Ma lei pensa che, come dice Stellantis, non è un invito a delocalizzare ma un'opportunità per la filiera, è così oppure c'è di più? Perché ovviamente gli industriali sono contenti di questo, no? Ma non gli operai. Noi dobbiamo partire dal presupposto che se in Europa rimangono gli attuali regolamenti, è chiaro che non è un problema solo di Stellantis, è un problema di tutti quanti i costruttori di automotive, non solo. E le regole che sono attualmente in Europa vanno modificate. Il 12 ci sarà un nuovo incontro in Commissione europea, è stato già fatto un asse forte tra il governo italiano e il governo tedesco per fronte praticamente a tutte quante queste questioni che sono in atto per fare il cambiamento delle politiche praticamente europee. Ma se rimane questa la soluzione dell'Europa, sarà una desertificazione dell'automotive e della componentistica non solo in Italia ma anche in Europa. Delle iniziative sono state già fatte, sono state già messe insomma alcune cose a registro rispetto al passato, però c'è ancora tanto da fare. Basti pensare che anche oggi noi siamo impegnati comunque sulla componentistica dai paesi asiatici, loro decidono il mercato, ma loro decidono anche quanto fornire e non fornire le aziende europee, quindi qualcuno sta iniziando a cercare di organizzarsi per cercare di creare quelle condizioni che non siano strettamente legate ai paesi asiatici per determinare le condizioni. In America stanno investendo tanto, però è chiaro che in America Stellantis produce quello che chiedono i cittadini, quello che chiedono praticamente i lavoratori, ma quelli che chiedono praticamente i clienti. Purtroppo in Europa questo non è concesso. Qualche cosa è iniziato a cambiare, ma c'è bisogno di un cambio di passo radicale, c'è bisogno della neutralità tecnologica, se no non si va da nessuna parte, questo deve essere chiaro a tutti. Ecco, e a quanto, diciamo, per rinforzare ciò che lei dice, c'è un'intervista che mi ha molto colpito sul Corriere di un imprenditore che dice così: apro una fabbrica in Algeria per non licenziare a Torino. C'è questo l'imprenditore che investe nel Maghreb ma assume in Italia. Quindi diciamo così che l'industria qui, gli imprenditori in Italia sono costretti a questo punto ad aprirsi all'Algeria proprio per evitare il loro crollo e il licenziamento degli stessi operai. È così Antonio Spera dice: Sigit investe in Algeria per servire Stellantis e nuovi mercati. Lui stesso dice: non è delocalizzazione ma una crescita di strategia. Cioè siamo a questo punto? Ma sicuramente sarà anche una crescita di strategia, però è chiaro che comunque viene meno praticamente la manodopera nel nostro paese, perché se in Italia sono state prodotte nel 2025 circa 380.000 vetture, compreso i veicoli commerciali, è chiaro che tutta quanta la filiera praticamente
rimane completamente scoperta, perché poi alla fine, rispetto alle garanzie, ai paracaduti insomma, che ha diciamo, il gruppo Stellantis, tutto quanto l'indotto a cascata, gli appalti, le manutenzioni, tutto quello che riguarda i trasporti, tutto quello che è legato all'automotive viene meno automaticamente. Quindi se noi non riusciamo a mettere in piedi, e soprattutto con gli interventi in Europa, perché una sorta di piano industriale a larghe maglie è stato presentato più o meno al Ministero, però è chiaro che poi bisogna attendere sempre quello di maggio. Se parliamo di Cassino, che è uno dei stabilimenti tra Cassino storici, abbiamo detto molte volte con lei, storici. È storico, ma è uno di quei stabilimenti che in questo momento è più penalizzato insieme allo stabilimento di Termoli, dove stava progettando la Gigafactory. Adesso su Cassino è stata annunciato una rimodulazione del piano industriale, e per transitare questa rimodulazione loro stanno facendo questa sorta praticamente di veicoli di vetture speciali tra Stelvio, Maserati, tra Stelvio e Giulia. È chiaro che c'è bisogno di un prodotto innovativo su Cassino, se lo stabilimento non regge. La stessa cosa è stata annunciata su Pomigliano, la Panda confermata, la Pandina confermata fino al 2028, con l'aggiunta di 2 nuovi modelli. A Melfi è partita la produzione della Compass quest'anno, e anche quella della DS8, la Compass, che sarà anche ibrida, 2 versioni, sia ibrida che full elettrica. Che lo stabilimento si stima che dovrebbe produrre circa 350-180 mila vetture nel 2026 per l'inizio di slancio. Sulla Sevel è stato annunciato un aumento di furgoni, di circa 200 furgoni al giorno in più, e anche un nuovo furgone che sarà lanciato sul mercato entro il 2030. Torino c'è il discorso praticamente della 500 ibrida. Dovrebbe recuperare una quota di mercato importante rispetto a quella che era la produzione del 2025 soltanto della 500 elettrica, con il cambio EDCT che occupa oltre 800 lavoratori, e anche a Termoli dovrebbero fare un investimento su un nuovo cambio che si andrà ad affiancare la produzione, il nuovo cambio dell'EDCT che viene prodotto a Torino verrà prodotto anche a Termoli. Era già stato annunciato l'anno scorso questo investimento, partirà quest'anno, nel 2026, con una novità che praticamente ci sarà un nuovo motore, l'innovazione del GSE, del motore attuale, che sarà un Euro 7. Questo sempre in attesa che praticamente la ACC, la società che consorziata con Stellantis e con Total, si ferisca e ci dirà se loro sono ancora intenzionati a portare avanti il progetto della Gigafactory. Inoltre c'è lo stabilimento anche di meccanica, lo stabilimento in provincia di Avellino, Prato La Serra, che è uno stabilimento che produce solo motori diesel per veicoli commerciali e auto, e che dopo tanti anni vede un picco di richiesta, dove occupa in questo momento 1450 dipendenti più altri 130-150 lavoratori che sono in trasferta da altri stabilimenti, dove c'è una turnazione di 15 e 18 turni, praticamente uno stabilimento a pieno regime, dove dovrebbe produrre per il 2026 circa 500.000 motori. Ci ha tracciato un quadro, segretario, perfetto, molto comprensibile. Ha veramente poco tempo, molto meno di un minuto. Io volevo chiederle questo, leggo qui, lei diceva della 500 ibrida Mirafiori, abbiamo parlato di Cassino, lei ci ha detto Termoli e Cassino sono i più, quelli che stanno più soffrendo in questo momento. Qui leggo 1200 operai intanto, per quanto riguarda Mirafiori, a Torino sono entrati in Corso Tazzoli, lasciandosi alle spalle la cassa integrazione. Le chiedo, tante volte qui con lei lo abbiamo visto insieme alla voce, al volto dei lavoratori, qual è il clima adesso, in questo momento, dei lavoratori? In una battuta.
Ma diciamo che oggi in qualche stabilimento si inizia a intravedere insomma la ripresa produttiva, però le problematiche sono tante perché comunque c'è tanta incertezza, ma soprattutto sulle dichiarazioni che ha fatto anche Stellantis, perché se non cambiano le regole noi avremmo veramente problemi, ma non solo in Italia, ma in tutta Europa. I lavoratori io credo che comunque hanno dato tanto a questa azienda, hanno dato tanto a questo paese, il know-how che c'è nel nostro paese non c'è da nessuna parte, quindi il nostro è un paese manufatturiero, un paese dove l'auto ha determinato sempre le condizioni in Italia e in Europa e non solo. È normale che i lavoratori sono preoccupati e questo è fuori discussione perché non si intravede un piano industriale che dia certezza a 360 gradi per tutti gli stabilimenti, questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione. Allora, segretario Sparri, io devo lasciarla perché siamo oltre il tempo, la saluto, la ringrazio e sicuramente la richiamerò molto molto presto. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi dell'invito e buona giornata ai telespettatori. Buon pomeriggio a lei. E allora andiamo in pausa e riprendiamo subito. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Torino non è soltanto un nome. Torino è un grande coro di persone. Torino vuol dire Napoli che va in montagna. Torino è un dirigibile verso la Spagna. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Torino, un brano oggi non casuale, ma d'altra parte come tutti i martedì nel nostro secondo blocco Rumore. Un Torino, canta Antonello Venditti, ha un grande coro di persone. E abbiamo parlato proprio poco fa con il segretario nazionale dell'UGL Metalmeccanici Spera e abbiamo visto Torino ex Fiat, IFU, città industriale, un tempo casa di lavoro, profumo di fabbrica, e abbiamo parlato di Stellantis, quella Torino presa d'assalto da 1500 violenti responsabili della guerriglia urbana proprio sabato sera al corteo pro Askatasuna. Forse giovedì Consiglio dei Ministri che punta sia al decreto sia al disegno di legge. E allora è ormai un volto e una voce amica della radio per la sua graffiante rubrica La Belva Civile. Lui è deputato della Lega e segretario commissione bilancio della Camera, avvocato penalista e sono molto contenta di ritrovare Nicola Ottaviani. È in linea? Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, siamo stralieti e stracontenti di essere in linea per affrontare una questione che è di strettissima attualità.
Benissimo, vedo che la voce è altamente radiofonica. E allora, ti voglio bene, comincerei così, come si fa nelle migliori trasmissioni, prima di andare alla stringente e dolorosa attualità. Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra. È stato l'addio, lei lo avrà visto, del generale Vannacci. Era nell'aria, no? Dicitur si dice così, ma come mai proprio in questo momento, se lo chiedeva Borghi stamattina, in cui si è arrivati al finalmente tanto inseguito decreto sicurezza, il generale ci aveva messo, diciamo, proprio tutto l'impegno, come mai Vannacci se ne va in questo momento? E poi le chiedo, ma davvero Vannacci voleva così bene alla Lega Salvini? Lei cosa pensa? Come la vede? Ma io credo che in realtà è un po' diversato, ecco, gli amori possono essere di due tipi. Ho un amore solo passione, ho un amore invece non passione per l'anima, ma passione per quello che poteva essere il portafoglio. E del resto, in questo periodo non mi sembra che ci sia stato un supporto importante da parte dello stesso generale nei confronti del partito per quelle che sono le necessità, anche l'organizzazione del tesseramento, l'organizzazione di eventi, di convegni, anzi sembrava insomma che la Lega fosse diventata un simbolo da non mostrare in pubblico, che fosse una sorta di simbolo, mi passi l'espressione carbonaro, o una sorta di simbolo che invece non potrebbe trovare dignità all'interno di quello che è l'arco costituzionale. La verità è un'altra, che probabilmente questa vicenda non è estemporanea, parte da lontano. Credo che Matteo Salvini in massima buona fede abbia creduto a quella che poteva essere una unità, o anzi un'unione di intenti da perseguire, da portare avanti, in funzione sempre gli ha di quello che è lasciato tempo l'interesse fino all'ultimo pubblico. minuto, insomma, quindi diciamo che Salvini, mi sembra di aver capito, abbia lasciato la porta aperta fino alla fine, no? Ma non solo, ma quando il generale in più di qualche occasione ha sottolineato il fatto che ha comunque conseguito qualche centinaio di migliaia di voti, portandoli a quelle che sono le ragioni della Lega, bene, bisogna anche ricordare il fatto che se non ci fosse stato il quorum della Lega, perché per presentare le liste alle europee ci vuole un quorum, e il generale non sarebbe stato eletto. Capiamo che i matrimoni non durino in eterno, capiamo che probabilmente ci possano essere anche delle diversità di opinione rispetto a quella che è la linea della Lega, che è una linea sì identitaria, ma soprattutto una linea concreta, e però questo probabilmente doveva essere precisato fin dall'inizio da parte di Vannacci, quando ha aderito, quando ha preso addirittura la tessera della Lega come vice segretario nazionale del partito. Allora, diciamocela tutta fino in fondo. Diciamocela tutta, sì. In passato il leitmotiv era sempre lo stesso: la Lega si serve e non ci si serve della Lega. L'impressione è che in questo caso specifico ci si sia serviti della Lega per progetti che erano partiti già tempo prima, che non andavano a combaciare con quelli che sono in realtà gli interessi, i progetti, gli ideali della Lega, e da un momento all'altro ci sarebbe stato il casus belli, una sorta di scintilla più o meno artificiale, anzi artificiosa, che poi avrebbe provocato la situazione che oggi si è andata a consumare. A verificare. Possiamo un'ultima cosa su Vannacci, possiamo parlare e poi di lealtà? Forse sul profilo della lealtà, sul profilo della coerenza, sul profilo dell'identità, io ci andrei molto molto cauto da parte del generale, soprattutto nei confronti della Lega. Ecco, un'ultima nota su questo e poi arriviamo alla situazione davvero dirimente di queste ore. C'è un articolo che corre sul Corriere della Sera che attribuisce a presunti incontri Renzi-Vannacci quel disegno per azzoppare la Premier e neutralizzare dall'altra parte l'Isline, uno scenario che ipotizza quell'asse trasversale tra Italia Viva e generale vicino alla Lega, capace poi di condizionare quegli equilibri parlamentari. È una narrazione, è un rumor, ci crede allo zampino di Renzi lei? Ma che Renzi sia un ammaliatore, questo è certo, ci mancherebbe altro. Che sia stato in grado anche di polverizzare quello che è un consenso che gli avevano attribuito, che gli avevano conferito gli italiani, è un'altra realtà. Insomma, pochi riescono a passare dal 41,5%, dal 42%
all'1,5%. Ci vuole un'operazione che non è soltanto algebrico-matematica, ma è di assoluta non credibilità di quelle che sono le idee, di quelle che sono soprattutto le azioni, perché poi in politica le idee sono importanti, ma c'è il momento della verifica, il momento della cartina al tornasole della verità che ruota attorno, quindi il momento della verità che ruota attorno ai comportamenti, ai fatti, alle proposte di legge, alle proposte di norme e soprattutto alle proposte di riforma di una società civile. Quindi è chiaro che Renzi credo che in questo momento abbia poco a che fare con quella che è la sinistra della Schlein, con quella che è la sinistra dei cosiddetti verdi che in questo momento dimorano in Parlamento, però diciamocela tutta, deve anche sopravvivere politicamente. E allora se Parigi valeva bene una messa, in questo caso non si celebra nessuna messa, ma ci può essere una sorta di accordo sul Corano. E allora andiamo a Torino, torniamo a Torino. Poco fa, lei lo sa meglio di me, l'informativa di Piantedosi dopo l'appello della Meloni all'unità. Il ministro ha detto che il livello di scontro richiama le dinamiche terroristiche e intanto la Lega in pressing è molto focalizzata su questo. Dice così anche Salvini: chi sbaglia paga, la norma con cauzione ci vuole per chi va in piazza. E poi c'è la questione del fermo preventivo anche per 48 ore, sempre Salvini lo dice. Ci può spiegare anche dal punto di vista soprattutto del diritto il punto proprio del fermo preventivo per 48 ore e della cauzione, e perché si sta richiamando da parte anche della sinistra una questione di costituzionalità, perché non c'è molta chiarezza su questo. Allora, innanzitutto dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo un periodo assolutamente eccezionale che, secondo quelle che sono state le indicazioni oggi ricostruite e ripercorse da parte dello stesso Ministro degli Interni, non è poi lontanissimo da quelli che erano, chiamiamoli così, gli esordi o i prolegomeni del terrorismo anni 60, anni 70. Anche lì all'inizio venne sottovalutata la portata di quella che risultava essere un'azione militare o paramilitare contro lo Stato, e poi ci siamo ritrovati con gli attentati, ci siamo ritrovati con gli eccidi, possiamo così definirli, di carattere politico, e ci siamo ritrovati col sequestro Moro e con tutto quello che ne è derivato rispetto all'assenza di libertà, di democrazia e soprattutto di rispetto di quelle che sono le regole della convivenza civile. Ora, tutta questa vicenda parte da quella che è stata l'occupazione di un centro sociale, anzi l'occupazione non di un centro sociale, ma l'occupazione di un immobile pubblico, una scuola, un istituto superiore che 20 anni fa venne sostanzialmente destinato a quelli che poi erano gli scopi di un'associazione. La vogliamo definire di carattere privatistico? Assolutamente sì. Quindi non si entra in merito a quello che è il profilo poi delle idee professate o meno da quell'associazione. Poco interessa o è un elemento di secondo piano andare a considerare che quell'associazione si pone all'esterno di quelli che sono i perimetri dello Stato, e poi si criticano dall'altra parte quelle che sono le organizzazioni di carattere fascista o parafascista. Se si delinque dall'una e dall'altra parte. Fatto sta che comunque quella associazione non aveva nessun tipo di diritto di occupare quell'immobile, e quando poi c'è stata la vicenda, anche quella esecrabile, dell'irruzione all'interno degli uffici di un quotidiano di Torino, stiamo parlando della Stampa, che insomma è stato messo a soqquadro sostanzialmente, è chiaro che l'autorità di pubblica sicurezza è dovuta intervenire. C'è stata una scelta da parte del Ministro degli Interni insieme a quello che è il Dipartimento Locale della Sicurezza di intervenire e sgombrare a Catasuna. È chiaro che se la reazione a tutto questo è una manifestazione pacifica da non violenti, ci mancherebbe altro, si può dissentire anche rispetto a quello che è l'esercizio della tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine democratico. Si può dire no, ma noi non rispettiamo quel tipo di impostazione, ma lo facciamo in modo pacifico, e non serve tirare in ballo Gandhi, non serve tirare in ballo il pacifismo, movimento di pacifismo, è chiaro. E se però poi
oltre a quello che è il profilo dei proseliti che vengono chiesti rispetto al pacifismo, si impugnano delle armi, perché stiamo parlando di martelli, stiamo parlando di corpi contundenti, stiamo parlando di bombe carta e quant'altro, che possono provocare lesioni gravi, gravissime, non soltanto per quanto riguarda i passanti e i civili, ma anche rispetto alle forze dell'ordine. E vogliamo dire che questo a quel punto diventa un paese civile? Vogliamo dire che la tutela di questi facinorosi coincide con la tutela di quelle che sono le libertà civili e fondamentali espresse all'interno di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione? Ma non ci pensiamo neppure lontanamente. Evitiamo di confondere in questo paese, come si è confuso negli anni 60 e negli anni 70, quello che è il principio della libertà di espressione con quello che è il principio della libertà di violenza. Ecco, il centrodestra, la Lega e soprattutto ogni ministro degli interni di ogni nazione che rientra nel nostro Occidente ha il dovere di opporsi rispetto a quella che è la violazione delle norme, soprattutto le norme di sicurezza interna ed esterna che presiedono a quello che è il rispetto delle libertà fondamentali. E allora, con il decreto legge, con il disegno di legge, credo siamo anche a un punto, no, di svolta. Per esempio sullo scudo penale, insisto, il fermo preventivo. Lei cosa pensa di questo? Per esempio dello scudo penale, ecco, si è tanto parlato, anche per far a beneficio di chi ci ascolta, no? Quella proposta normativa, lo scudo penale, dico, che non dovrebbe configurare alcuna forma di impunità, mi sembra, no? Ma mira invece ad introdurre un meccanismo per evitare quell'iscrizione automatica nel registro degli indagati nel caso in cui, per esempio, l'appartenente alle forze dell'ordine utilizzi l'arma di ordinanza. E così, cioè, qual è il punto di criticità qui? Se c'è un punto di criticità. Allora, innanzitutto dobbiamo ribadire che scudo penale da una parte e dall'altra fermo preventivo sono due elementi dello stesso tipo di innovazione sotto il punto di vista della riforma della tutela dell'ordine pubblico che in questo momento si sta cercando di portare avanti, perché riguardano quello che è il compito e soprattutto le prerogative delle forze dell'ordine. Allora, deve venir meno quello che è l'automatismo di quella che è una sorta di equilibrio, ma che in realtà è solo un equilibrio di facciata, tra colui che porta avanti la violenza nei confronti di un tutore delle forze dell'ordine commettendo un reato, che sono poi i reati previsti all'articolo 336 del nostro codice, ossia violenza e minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, rispetto a quello che dovrebbe essere lo stesso principio di parità, ossia che chi esercita poi quello che è il proprio dovere, il dovere di respingere la violenza gratuita da parte di chi occupa un edificio o da parte di chi va a brandire un'arma, si trovi automaticamente iscritto nel registro degli indagati per dire sì, ma l'atto è obbligatorio, poi andiamo a vedere alla fine del processo, lei stia tranquillo, perché se sostanzialmente ha utilizzato uno sfollagente rispetto a chi stava per brandire un'arma, lo ha fatto ma nell'esercizio del dovere. Io intanto la iscrivo, sono costretto a iscriverla perché oggi questo è quello che mi impone il codice di procedura penale. Ecco, questo automatismo non deve esserci più, non ci deve essere naturalmente un privilegio per chi indossa una divisa, ma indossare una divisa non deve essere neppure una diminuzio, perché se tutto questo deve essere visto addirittura come la possibilità di portare avanti violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, dell'addetto alle forze dell'ordine, con una altissima probabilità anche per il diretto destinatario di questa violenza di affrontare un processo, ma lei mi dovrebbe spiegare per quale motivo il tutore delle forze dell'ordine dovrebbe allora esporre se stesso, la propria famiglia, non solo a quello che è il profilo dell'incolumità psicofisica, ma anche l'incolumità della tasca. Ben venga quindi una tutela di carattere legale concessa da parte dello Stato in via preventiva, sia in ordine a quelle che possono essere le eventuali spese di giudizio da affrontare, sia in ordine alla eliminazione di questo meccanismo, di questo automatismo che crea paradossalmente un disequilibrio tra violenza e Stato di diritto. Quindi non ci può essere nessun tipo di equilibrio, ci deve essere la repressione della violenza, la repressione di ogni forma volta a cancellare
quella che è la libertà di autodeterminazione del prossimo e anche la libertà di autodeterminazione di un agente delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la questione relativa invece al fermo preventivo, ma guardi che non siamo molto lontani da un altro istituto che viene utilizzato nel nostro ordinamento, certo, che sovrintende ad altri interessi, anzi ad altre tutele di interessi differenziati di carattere sia personale che patrimoniale, che spesso ormai si sta utilizzando dal 1956 in poi, e ci stiamo riferendo a quelle che sono le cosiddette misure di prevenzione. Cioè prima ancora che un fatto diventi reato, prima ancora che un fatto possa tradursi in un'emissione di una sentenza e soprattutto in un fatto che in qualche modo vada a ledere i diritti della persona, che possono essere tanto diritti di natura personale quanto diritti di natura patrimoniale, lo Stato può intervenire in via temporanea per evitare che ci sia l'estrinsecazione di quella che è la pericolosità del soggetto. In altri termini, se vengono fermati dei facinorosi all'interno di una piazza, e è legittimo che questo lo si faccia oggi tenuto conto di quella che è la previsione normativa, laddove questi soggetti vengono trovati in possesso di armi, di munizionamenti o comunque di corpi volti ad offendere, dovrebbe essere lecito. Questo è il quesito di diritto che ci stiamo ponendo e davanti al quale crediamo di dare ampia soddisfazione. È anche legittimo fermare questi soggetti laddove 12 ore prima o 24 ore prima prendano il treno partendo da Catania per arrivare a Torino, non per andare a visitare la Sacra Sindone, ma per andare in piazza e cercare di manifestare contro le forze dell'ordine, Rexius, possiamo dire, direttamente nei confronti dello Stato. Quindi è una sorta di misura anticipata di tutela che lo Stato cerca di attuare proprio per evitare di arrivare a quella che è la fase finale del reato, a quella che è la fase finale dell'illecito, e quindi lo Stato in questo modo evita che ci siano perdite non solo di vite umane, ma perdite anche di patrimoni che sono sia di carattere pubblico che di carattere privato. E allora, una battuta, perché sono davvero in chiusura, c'è anche il professor Petriconi che sta aspettando, ma so che ce la possiamo fare sinteticamente per richiamarmi a quel che lei diceva prima e alle parole di Piantedosi, dinamiche proprio del terrorismo, no? Ha parlato chiaramente di questo. E c'è in questi giorni si parla molto, per quanto riguarda Torino, di qualcosa di simile a quella benevola tolleranza dell'upper class, non le sarà sfuggito, denunciata proprio pochi giorni fa anche dalla procuratrice generale di Torino Lucia Musti nei confronti di violenti. Ecco, quella affinità ideologica l'ha chiamata la procuratrice. Cosa ne pensa? Una battuta velocissimo. Potremmo tirare in ballo Giambattista Vico. Ci sono dei corsi e ricorsi storici che alla fine purtroppo producono lo stesso tipo di nefandezze, ma non si può porre sullo stesso piano, e questo non è necessario che ce lo dica una procura, ce lo dice il nostro ordinamento positivo, non si può porre sullo stesso piano un esercizio legittimo di libertà del pensiero con quello che è un esercizio illegittimo e soprattutto illegale di una libertà di violenza che, grazie al cielo, non viene tutelata né in Italia né soprattutto all'interno del nostro Occidente. Bene, molto interessante e importante parlare in questo caso, direi, con l'avvocato Nicola Ottaviani, deputato ovviamente della Lega, e io la richiamerò presto, interverrà anche qui in veste di belva civile, me lo promette? Buona settimana a voi, con grande passione e soprattutto con grande dedizione rispetto a quelli che sono gli interessi della libertà dell'informazione, che coincidono con gli interessi del Paese. Una cosa proprio veloce. Vannacci, perché vedo qui che si rimbalzano le agenzie, abbiamo aperto con lui, chiudiamo con lui, anche perché mi pare che sia un capitolo chiuso per la Lega. Dovrebbe lasciare anche la poltrona in Europa? Sì o no? Sì o no? C'è solo un problema, tutto questo si definisce coerenza. Spesso i politici di questa terza repubblica la coerenza sembra che sia un cittadino che non sia mai nato. Bene, grazie a Nicola Ottaviani, a presto. A voi tutti. E allora chiamiamo il professor Petriconi, sono in ritardo strepitoso, so che mi perdonerà. Natalia, pensaci tu.
E allora, per farmi perdonare di questo ritardo, ho fatto mettere su una canzone che io amo moltissimo, Europa di Sant'Anna. Professor Petricone è in linea, deve perdonare, oggi siamo andati oltre tutti i confini qui. Come sta? Alessandra Mori non ha bisogno di essere perdonata, sto benissimo. E invece sì, la richiamerò anche presto, ma poi lei qui è di casa, quindi non ci sono problemi, il suo contributo è sempre fondamentale. Mi sento a casa. E allora, sociologo, fenomeni giuridici e politici, docente all'Università LUMSA. Lunedì alla Camera, dovevo esserci anch'io, ma purtroppo contrattempi me lo hanno impedito, un importante appuntamento, le sfide globali dell'Unione Europea oggi. E si è ragionato sul suo ultimo lavoro. E vediamo un po' un grande parterre d'eccezione come per i grandi eventi, ma io voglio chiederle subito com'è andata, ovviamente lei me lo racconterà in sintesi, ma quello che proprio mi preme chiederle, lei parla di Europa, no? Proprio il suo lavoro, ne abbiamo parlato molte volte. Mario Draghi ieri ha parlato di Europa e ha menato sull'Europa. Che mi dice su questo, professore? Sì, ne abbiamo parlato proprio ieri, come lei ricordava. Allora, oggi tutti i giornali fanno riferimento a questa espressione che lui usa, federalismo pragmatico. Io, come ho detto ieri alla Camera dei Deputati, appunto insieme ai illustri relatori, il rettore della LUMSA, Bonini, il capogruppo del PD in Commissione Politica Unione Europea, Piero De Luca, Elena Bonetti, l'ambasciatore Zazzo che era a Kiev, ho detto che in questo momento non si può parlare, secondo me, di federalismo, perché abbiamo una situazione dal punto di vista, diciamo, della popolazione che rigetterebbe questa scelta. Quello che invece dobbiamo considerare è la necessità che l'Unione Europea sviluppi questa autonomia. È una superpotenza già dal punto di vista della valuta, l'euro è la seconda moneta utilizzata del mondo, in alcuni paesi è la prima. Lei pensi che a Cuba, dove io insegno in alcune università, l'Università della Habana, l'Università di Oriente a Santiago, è preferito l'euro al dollaro, è più quotato l'euro che il dollaro. Ora, l'autonomia deve essere un'autonomia reale, su questo siamo d'accordo, cioè nel settore della difesa, nel settore dei diritti civili. Parliamo per esempio di questo presunto accordo tra Stati Uniti e Iran, che però è molto lontano da quello che si aspettano le iraniane e gli iraniani. Cioè è più un accordo economico-commerciale, mi passi il termine, diciamo, immobiliare, tra virgolette, tra il presidente Trump e il governo iraniano, che non la popolazione. La popolazione si aspettava una liberazione dal regime. Quello che Trump sta trattando è un accordo commerciale. Ecco, una frase, a parte Draghi, ora lasciamo un po' Draghi, una sua frase che voglio che, insomma, lei mi può spiegare questo. Lei dice: la UE deve liberarsi dal gioco dell'unanimità con un cambiamento delle regole di governance. Questa è, diciamo, una frase che mi ha catturato la mia attenzione, anche relativamente a quello che ha detto poi Draghi ieri. Sì, le principali materie dell'Unione Europea, ricordiamoci che l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale, non è uno Stato sovrano indipendente, ma deve trovare una sintesi fra Stati sovrani indipendenti, in questo caso 27. Ecco, l'Unione Europea ha un organo legislativo che non è quello eletto dal popolo, cioè non è il Parlamento europeo. Nel Parlamento europeo siedono deputati che sono eletti dal popolo, ma che non hanno iniziativa legislativa. L'organo legislativo dell'Unione Europea è la Commissione. Si decide all'unanimità sulle materie più importanti. È necessario, senza entrare nei dettagli, avere alchimie per superare questa unanimità. Qual è la conseguenza? Che basta, professore, abbiamo proprio paese, mezzo minuto, proprio poco, un non minuto, so che ce la facciamo. Ma lei martedì sarà qui con me, in modo che possiamo recuperare il tempo perduto, glielo dico subito. Velocissimo, altrimenti ci chiudono. Questo blocco. Questa è la conseguenza. La conseguenza. Allora, io l'aspetto martedì, in modo che potremo approfondire anche il tema dell'Iran, che molto mi sta a cuore con lei. E così spero di essere stata perdonata e la ringrazio, la saluto e ringrazio tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie a voi, a presto. Grazie, a presto.
Avete ascoltato Pop Economia.